è l'indumento forse più invidiato dai gruppi folcloristici di tutta la Sardegna. Benché venga, ecco, si vede benissimo in questa inquadratura, utilizzato spesso in ambito folcloristico senza la sovrapposizione di peddes o cappottino, il zippone era costituito da un indumento realizzato in panno rosso con applicazioni di velluto blu che costituiscono nella parte anteriore un elemento compatto e continuo, mentre nella parte posteriore un gioco di rossi e blu che si alternano. Il gruppo in questione adesso vediamo inquadrati di spalle, ecco qui, ora di fronte uomini e donne. La berritta, di cui abbiamo parlato ancora molto poco, era un indumento a sacco, una sorta di tubo di tessuto non panno, ma ormai per l'impossibilità di trovare berritte d'epoca lavorate in un tubolare di maglina si utilizza il panno a forma di sacco, tagliato a forma di sacco e calzato sul capo e poi lasciato pendere o riportato sulla testa in vario modo. Le donne che vediamo, iniziamo a vedere inquadrate, indossano varianti che hanno varia datazione, sia con la benda che con il fazzoletto. Vediamo qui una variante del tipo cosiddetto a pala supra, caratterizzato dal corpetto che viene indossato sopra il giubbetto. Ma qui abbiamo già superato, ecco, Nuoro, ci siamo un attimo con il gruppo successivo. Sì. Esatto. Volevo dire che quello di Nuoro è la provincia che con il numero maggiore di gruppi che partecipano alla sfilata, ben 18 i gruppi della provincia di Nuoro. E mi piace anche ricordare che, entrando un po' in quello che è il cuore delle tradizioni isolane con Nuoro, mi piace sottolineare il fatto che a Nuoro proprio ci sia il museo etnografico che racchiude il meglio dell'espressione del folklore isolano. Sì, diciamo che il Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde è il più grande museo sardo di diretta emanazione regionale, voluto espressamente ed espressamente costruito in città alla fine degli anni 50 e nasce proprio con il nome di Museo del Costume, perché il primo nucleo di collezioni fu proprio costituito abiti tradizionali autentici d'epoca e tessili. Nel tempo sono state incrementate sia le collezioni di abiti che di tessili, di oreficeria e di tutto quanto quello che costituisce espressione della tradizione popolare sarda in tutte le sue manifestazioni. E allora tuffiamoci a Bitti con il gruppo Sasprennas, ancora in provincia di Nuoro. Vedo degli abiti stupendi, degli abiti lavorati e coloratissimi. Anche qua Esatto. una piccola una bambina che sfila e tiene il gonfalone del gruppo folk. Però questa bambina che vediamo indossa un abito assolutamente coerente con l'abbigliamento tradizionale Questo mi locale. piace che tu lo sottolinei. Questo è una gonnellina che si chiama mantedu puzzonato. Però ha un copricapo diverso Ha la rispetto alle cuffietta, sì. allora anche le donne portavano le cuffie sotto, in diversi momenti ci sono utilizzazioni differenti. La bambina indossava una gonnellina che è una gonnellina a portafoglio praticamente, di cui ci sono esemplari bellissimi proprio presso il nostro museo, e qui vediamo le versioni femminili di gala usate tradizionalmente anche dalle donne di Bitti anche per sposarsi ancora negli anni 50 e qualcuno negli anni 60, e in particolare invece le donne che abbiamo visto prima con quelle cappe rigide di panno indossate sopra la cuffia e la benda che attestano le varianti ottocentesche. E vedete anche l'orgoglio, la fierezza di queste amazzoni che concludono Esatto, il gruppo di abiti Bitti. Anche qui abiti assolutamente stupendi, coloratissimo, queste gonne, si dice così, plissettate. certo, di grande qualità, e vediamo che anche le amazzoni indossano correttamente l'abito di gala completo, così come avrebbe dovuto essere. Anche qui tanto oro, Sì, Bitti, le donne di Bitti amavano molto i monili di varia qualità. Dobbiamo anche qui ricordare, queste però sono dorgalesi, quelle